Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Catania aveva mostrato una videochiamata con Nico Pandetta, attualmente in carcere durante il concerto del 1° maggio alla Playa. La procura ha indagato il rapper Baby Gang. Incidente per 3 aerei delle Frecce Tricolori sul cielo di Pantelleria. Ha portato in ospedale un pilota ferito. Ancora da chiarire la dinamica. Le procure di Marsala e Napoli aprono un'inchiesta. La strage di Monreale, investigatori a caccia di altri 2 componenti del branco che ha sparato. Samuel Acquisto, uno dei 2 arrestati, non risponde al giudice durante l'udienza di convalida del fermo. Il PD siciliano alla resa dei conti in vista del congresso regionale. Non passa l'idea di una candidatura di sintesi e il presidente del gruppo parlamentare Cracolici si ritira. Taormina ha varato un piano sicurezza per gli interventi su via Garipoli. Il 18 maggio saranno fatti brillare i massi pericolanti. Play-off di Serie C, stasera al Massimino arriva il Potenza dal Monte Stoppa, pronti a sostituire l'infortunato Lunetta. Ancora ben trovati, la procura di Catania ha indagato il rapper Baby Gang in concorso per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione. Lo scorso 1° maggio, lo ricordiamo, dal palco della Playa, il concerto appunto del 1° maggio, aveva mostrato in videochiamata Nico Pandetta, attualmente in carcere. Simona Mazzone. Diceva è mio fratello lo scorso 1° maggio dal palco della Playa al One Day Music Festival, dove prima di esibirsi mostrava la videochiamata con Nico Pandetta, nipote dello storico capomafia Turi Cappello, detenuto in carcere in Calabria dall'ottobre del 2024 per spaccio di sostanze stupefacenti. Così la procura di Catania ha indagato il rapper Zaccaria Muib, 24 anni, in arte Baby Gang, in concorso per accesso indebito a dispositivi idonei dal palco della Playa. Aveva incitato il pubblico mostrando il telefonino in cui si è visto il volto di Pandetta. Il gesto è stato ripreso da molti dei presenti che hanno poi postato i video sui social diventati virali. Non è ancora chiaro se la videochiamata fosse in diretta o registrata o fosse un antico video memorizzato. Per chiarire cosa fosse realmente accaduto, la procura di Catania ha avviato degli accertamenti e da una perquisizione nella cella del carcere di Rossano, dove Pandetta è detenuto, la polizia penitenziaria ha trovato e sequestrato un telefonino. Per questo motivo è stato indagato. Adesso a Palermo uno studente, Francesco Frisco, è rimasto gravemente ferito, poi è morto dopo essersi schiantato con la propria auto contro un muro tra Bagheria e Ficarazzi. Il giovane è stato trovato in condizioni gravissime ed è stato trasportato all'ospedale civico, dove poco dopo è deceduto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Bagheria. All'indomani dell'incidente in volo a Pantelleria tra gli aerei delle Frecce Tricolori durante una manovra a 4 si cercano le cause. L'aeronautica militare parla in una nota di una separazione anomala della formazione durante la manovra del cardioide che ha imposto l'interruzione del programma acrobatico. Il pubblico con il naso all'insù ammira l'esibizione, poi succede qualcosa, uno dei velivoli sbanda, ne tocca un altro e un terzo aereo viene sfiorato. Poteva essere una tragedia. Uno dei piloti, il 32enne Luca Battistoni, ha un problema al ruotino anteriore e la sua corsa finisce fuori pista su un dislivello erboso. Viene trasportato in ospedale, ha riportato traumi alle gambe, ma sta bene, mentre gli altri 3 mezzi, Pony 6, Pony 8 e Pony 9, atterrano. Sull'accaduto sono state aperte 2 inchieste, una condotta dalla Procura di Marsala, l'altra da quella militare di Napoli. I carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno raccolto testimonianze e video realizzati dai partecipanti all'esibizione. I 3 mezzi attualmente restano fermi all'aeroporto di Pantelleria, anche quello con l'ala danneggiata, in attesa di eventuali accertamenti disposti dai magistrati. E andiamo avanti, un'operazione che ha portato alla scoperta di persone che agivano online. Si tratta di pedopornografia. Per questa operazione ci sono 3 arresti e 5 denunce tra Catania, Siracusa e Ragusa. Ma andiamo a sentire il servizio che è di Tonino De Mana.
Ancora immagini shock, ancora protagonisti minori sfruttati sessualmente e poi finiti in rete nello sterminato mondo del web. Un catanese, un siracusano ed un ragusano di età compresa tra i 40 e i 60 anni, impiegati, sono stati arrestati dalla polizia postale di Catania in flagranza di reato perché trovati in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Sequestrati anche numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file illegali. L'indagine è stata avviata dal Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia Postale grazie alla preziosa collaborazione dell'organizzazione Child Rescue Coalition, che ha utilizzato avanzati sistemi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account. Agli arrestati abbiamo rinvenuto nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura distrettuale una quantità molto ingente, migliaia di file pedopornografici, per cui si è determinati sull'arresto in flagranza. Sono persone di varia estrazione sociale. Si può tracciare un identikit? Beh, è estremamente difficile perché ormai le statistiche, le attività che abbiamo compiuto negli anni ci fanno ritenere che è un profilo assolutamente trasversale, sia come estrazione sociale, sia nel lato culturale, sia l'età. L'età in genere è andata dall'età poco più che maggiorenne sino ai 60-70 anni di età. Cosa rischiano i soggetti in questione? Ma per la detenzione si va fino a un massimo di 3 anni, per la divulgazione, che è reato contestato in questo caso, si arriva a 5 anni. Gli arresti sono stati già convalidati dai GIP di Catania, Siracusa e Ragusa. A Palermo un sostituto procuratore in servizio a Messina è stato destituito dalla magistratura della sezione disciplinare del CSM dopo la condanna per avere vessato, maltrattato, insultato e minacciato per anni la sua ex moglie, anche lei magistrato, che l'ha denunciato. Adesso il magistrato potrà presentare un ricorso amministrativo alle sezioni unite civili della Cassazione. Dopo la denuncia della moglie e del magistrato, il processo di primo grado con l'ipotesi di accusa di maltrattamenti si è svolto davanti ai giudici del Tribunale di Catanzaro. Secondo le testimonianze, l'imputato avrebbe vessato la moglie anche di notte in presenza dei figli. L'uomo ha sostenuto che fosse tutto falso, ma è stato condannato a 1 anno di reclusione con la concessione della sospensione condizionale e lo sconto di 1/3 della pena per la scelta del rito abbreviato. Andiamo ad Agrigento, dove la scuola ha scelto ieri di non dimenticare studenti e docenti. Si sono riuniti in ricordo di Alice, la ragazza che nel 2017 si tolse la vita gettandosi dalla rupe Atenea dopo aver subito una violenza sessuale di gruppo. Il servizio di Davide Sardo. Ad Agrigento, 8 anni dopo la tragedia, il nome di Alice continua a interrogare, a scuotere, a chiedere giustizia. Aveva solo 17 anni quando il 18 maggio del 2017 decise di farla finita lanciandosi nel vuoto dalla rupe Atenea dopo aver subito una violenza sessuale di gruppo e la diffusione di video pedopornografici. Dietro quel gesto estremo, un dolore profondo e inascoltato che oggi trova voce tra i banchi della scuola Federico II del villaggio Mosè. In ricordo di Alice, una giornata di memoria, ma anche di consapevolezza e denuncia per dire no al silenzio, all'omertà, alla solitudine che può uccidere. Questa legge del 70 e 2024 sul cyberbullismo rappresenta veramente una pietra miliare perché fa sì che le istituzioni scolastiche tutte e soprattutto gli enti di formazione tutte assieme in maniera sinergica possano collaborare affinché episodi del genere non si verifichino mai più. Sul fronte giudiziario in corso un processo per violenza sessuale di gruppo con minore, produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Reati che hanno segnato per sempre la giovane Alice. Alla strage di Monreale gli investigatori al lavoro per individuare altri 2 membri del branco che hanno partecipato alla sparatoria. Samuel Acquisto, intanto, uno dei 2 arrestati, si è avvalso ieri della facoltà di non rispondere davanti al GIP per l'udienza di convalida del fermo. Marco Gullà. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Samuel Acquisto, il 18enne palermitano dello Zen 2, fermato con l'accusa di concorso in strage per la sparatoria avvenuta la notte del 26 aprile a Monreale, in cui sono rimasti uccisi Salvo Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli. Il giovane, detenuto in isolamento al carcere di Pagliarelli, stamattina è comparso davanti al GIP per l'udienza del fermo. Non ha risposto, ma ha riferito di non essere presente alla sparatoria e che i ragazzi palermitani sono stati aggrediti dai monrealesi. Acquisto ha detto di essere scappato
circolato e poi è ritornato quando ha sentito gli spari, ma ha negato assolutamente di aver incitato qualcuno a sparare sulla folla. Il GIP si è riservato sulla decisione, le indagini intanto proseguono a ritmo incessante, gli inquirenti stringono ulteriormente il cerchio per risalire ai complici di Calvaruso e Acquisto. Ragazzi. Chi ha sparato assieme a loro? Ipotesi è che il branco dello Zen fosse composto da una decina di persone, di cui sicuramente 2 armate fino ai denti, probabilmente organizzate, con ruoli precisi, come se l'assalto fosse stato pianificato in precedenza. Di certo c'è che Calvaruso e Acquisto erano già andati a Monreale altre volte. Gli investigatori stanno cercando di risalire in particolare ad altri 2 membri del branco. Uno di loro è il giovane alto e con barba folta che molti testimoni avrebbero visto alla guida di una moto scura. Andiamo alle agenzie. Incendio la scorsa notte nell'ex fabbrica Pirelli a Palermo. Le fiamme sono state quasi certamente appiccate da numerosi cumuli di spazzatura nell'area che si trova in via Messina Marine. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e sono comunque in corso indagini per accertare i reali motivi di questo rogo. Adesso alla politica siciliana con il PD alla resa dei conti. Non va in porto il tentativo di mettere in campo una candidatura di sintesi e il presidente del gruppo parlamentare, Antonello Cracolici, si ritira e denuncia un clima di muro contro muro. Il servizio è di Manlio Viola. Non accenna a placarsi lo scontro interno al PD in vista del congresso regionale, che si annuncia come una vera e propria resa dei conti. Ma nell'agone non scenderà il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, che nei giorni scorsi aveva offerto la propria candidatura, ma oggi la ritira, denunciando un silenzio assordante da parte della segreteria nazionale su quanto sta accadendo in Sicilia, dove le accuse pubbliche fra la segreteria e il gruppo PD sembrano aver travalicato il limite della critica politica interna. Io vorrei ricordare che in tutti questi ultimi anni non c'è elezione che sia andata meglio della volta prima. Le politiche, le regionali, le europee, le provinciali, che pur essendo un voto di secondo livello, la rappresentanza del PD, se si esclude Palermo, Enna e Ragusa, sostanzialmente ormai siamo all'unità di misura vale 1. Per il grande vecchio del partito nell'isola la contrapposizione è ormai inevitabile, sarà un congresso da muro contro muro. Purtroppo temo che sarà un congresso di forte contrapposizione. Io non so se sperare che ci sia ancora qualche segno di reminiscenza per determinare una valutazione diversa, però se non c'è stata fino ad oggi immagino che difficilmente si possa produrre negli ultimi 3 giorni. E sulle accuse del segretario Anthony Barbagallo al presidente del gruppo parlamentare, Cracolici si limita a dirsi esterrefatto e lo invita, se è a conoscenza di reati, a denunciarli, mostrando sicurezza sulla gestione del gruppo da parte del presidente Catanzaro e in generale sull'attività parlamentare del PD. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, riunione operativa in prefettura ieri a Taormina per gli interventi di messa in sicurezza sulla via Garipoli. Il 18 maggio saranno fatti brillare i massi pericolanti, predisposto un articolato sistema di sicurezza. Francesco Triolo. Un piano operativo per l'operazione forse più importante da quando è stata chiusa via Garipoli a Taormina per consentire i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso. Domenica 18 maggio è programmato l'intervento per far brillare i massi che pendono sulla strada di collegamento tra Spisone e lo svincolo dell'autostrada del centro città. In prefettura Messina il vertice tra istituzioni e forze dell'ordine per definire le attività già svolte e quelle in programma, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e prevenzione previste in vista dell'operazione di brillamento le cariche esplosive. A spiegare come avverrà al termine della riunione il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Alle 7 è stata fissata l'attività di brillamento del costone roccioso che sovrasta via Garipoli. Dalle 5:30 di mattina sarà tutto chiuso, compreso l'autostrada, e tornerà tutta la normalità tra le 7:30 massimo le 8, anche con la riapertura della bretella che allo stato attuale è stata realizzata per bypassare questa parte della via Garipoli.
Verrà chiusa quindi per qualche ora l'autostrada tra Giardini a Roccalumera, oltre le altre vie di collegamento. Si cerca però di accelerare ancora di più i tempi, con l'obiettivo di completare tutto entro il 18 giugno, quando il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Taormina. Noi stiamo lavorando velocemente, anche rispetto al cronoprogramma siamo in anticipo e il nostro obiettivo è quello di aprire al più presto possibile. C'è un appuntamento all'orizzonte che è il 18 di giugno, che verrà il Presidente Mattarella. È ovvio che si sta lavorando per arrivare a quell'appuntamento con la situazione anche definita. E adesso ci occupiamo del meteo, che sarà instabile per tutto il mese in Sicilia a colpa di una formazione ciclonica sul Mediterraneo che porterà nuvole, temporali improvvisi e poi schiarite, ma le temperature si manterranno miti. Eva Spampinato. Sarà un maggio travestito da aprile. Il bel tempo e le alte temperature degli scorsi giorni avevano fatto pensare ad una estate anticipata in Sicilia, ma dalla scorsa notte è arrivata una formazione ciclonica sul Mediterraneo a spazzare via sandali e costumi in favore di ombrelli e giacche leggere. Ma la notizia positiva, commenta l'esperto meteo Alfredo Aragonese, è che le temperature si manterranno miti nella media del periodo a partire da domenica. Prima di allora potremmo toccare ancora punte superiori ai 26 gradi per poi stabilizzarsi sui 20-23 gradi. Un maggio con l'ombrello in tutta l'isola, dunque, è molto instabile. Alle schiarite possono seguire rapidi annuvolamenti anche a carattere temporalesco, spiega ancora Aragonese, con tuoni, fulmini e pioggia mista a sabbia del deserto. Domani la giornata sarà migliore, ma da venerdì potrebbe esserci un altro passaggio turbolento dovuto allo scontro di aria calda di origine africana. Le piogge non saranno abbondanti, ma in alcune zone potrebbe piovere tanto in poco tempo. I modelli vedono zone di bassa pressione su tutto il Mediterraneo almeno fino alla metà del mese. Ancora una pausa e poi il calcio. Siamo tornati in studio, siamo al calcio per i play-off di Serie C. Questa sera al Massimino si gioca Catania Potenza con un buon imbarazzo di scelta per mister Toscano. Francesco Triolo. Neanche il tempo di prendere fiato, che è già vigilia. Il ritmo dei playoff a cui bisogna adeguarsi in fretta, risolvendo anche i piccoli o grandi contrattempi che possono derivare, come quelli degli infortuni. Il Catania contro il Potenza, per esempio, dovrà fare a meno di due elementi: Gega, che verrà operato alla spalla sinistra dopo una lussazione riportata in allenamento, e soprattutto Lunetta, obbligato a lasciare il campo anzitempo durante la gara col Giuliano per quello che gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare, anche se di basso grado. Contro il Potenza non ci sarà, e così si apre la corsa ad una maglia da titolare sulla tre quarti, con ballottaggio a due tra Dalmonte e Stoppa. Abbiamo gente che è pronta a sostituirlo, magari con caratteristiche diverse, ma te ne metterà altre, quindi non è quello che mi preoccupa l'assenza di Lunetta. Oggi siamo in grado di sopperire a un'assenza, a due assenze, perché l'organico ritornato a disposizione ti consente questo. Per il resto il quadro sembra ormai delineato. Toscano però anche oggi in conferenza stampa ha avvertito sulle insidie che presenta la sfida contro il Potenza, affrontato poche settimane fa in campionato. Dobbiamo essere bravi a continuare a sfruttare quali sono le nostre peculiarità in questo momento, toglierci quelle zone dove possiamo fare molto meglio, lo sappiamo, i ragazzi lo sanno, affrontare nel modo giusto questa partita, perché forse l'importanza della partita è per il valore del Potenza. Superare questo ostacolo contro una squadra che ti sollecita dal punto di vista mentale, e soprattutto in un turno infrasettimanale così ravvicinato, per me è uno step importante da superare. Mentalità quindi, e poi gioca all'11 migliore, perché l'obiettivo è superare il turno, concetti chiari, quelli del tecnico. Con questo servizio si chiude Sicilia 24 per questa edizione. Prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14. Adesso vi lascio alla rassegna stampa curata da Luca Ciliberti. A tutti una buona giornata.